Donatsan, oggi un convegno per parlare dei fatti di Parigi in Europa, ma parliamo di Veneto, un Veneto che vede sempre la ramificazione della mafia nelle proprie aziende, vede le persone che non arrivano a fine mese, tagli alla scuola, tagli al lavoro. Riuscirà, da promessa, il centrodestra a risollevare la situazione? Tutto quello che lei ha elencato sono esattamente i mali che provengono dalla scelta di governo, quindi dalle scelte centrali. Il Veneto ce la farà superare, il Veneto sta raschiando il fondo, ha dato veramente fine a tutte le sue risorse. Io ho conosciuto in questi anni imprenditori che si sono spogliati di tutto, compreso delle proprie case, per poter onorare i debiti che avevano e pagare i propri lavoratori. La proposta che noi abbiamo fatto qui oggi è che dobbiamo tornare a governare l'Italia. E per fare che cosa? Soprattutto per parlare a imprese, imprenditori, soprattutto per far avere all'Italia dignità. Qui c'è bisogno di politica estera, c'è bisogno di sicurezza, c'è bisogno di aiutare le imprese non con i 500 euro a diciottenne che guarda caso va al voto e che non servono niente per risollevare l'economia.